Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Siamo arrivati proprio a venerdì e come sempre diciamo buon venerdì 18 di dicembre, grazie, 262.181 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora, siamo arrivati a questo weekend che anticipa una festa che tanto viviamo e quest'anno ancora di più la vivremo con grande intensità e coscienza. Allora vi dico, se ancora avete pensato al regalo migliore da portare sulle vostre tavole o da regalare ad un amico caro per dare sempre un senso legato all'identità della nostra meravigliosa terra siciliana, beh, vi dico, collegatevi subito al nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Sarà una vera e propria esperienza siciliana, una Sicily Experience, perché sarà bello scegliere dei prodotti non solo da gustare, ma da vivere, perché troverete anche articoli legati all'artigianato, ma ancora gioielli ecologici ed ancora tutti i prodotti della nostra terra, dai liquori e ancora prodotti per la cosmetica. Insomma, sarà semplice ricevere a casa vostra, basterà collegarvi immediatamente al nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Beh, siamo arrivati a questo venerdì, sapete, oggi la nostra consueta rubrica delle Chiedimi pure a cura del dottor Giuseppe Giorgianni, uno dei due founder manager di Io Compro Siciliano, grande esperto in internazionalizzazione, digital innovation, marketing, comunicazione. Oggi avremo con noi anche un importantissimo ospite. Lui è marchigiano, vive in Moldova, è il dottor Stefano Mercuri, presidente Confeuropa Impresa Moldova. Sarà piacevolissimo poter scambiare quelle che sono poi le imprese, parleremo anche di internazionalizzazione, quanto sia importante poi il Confeuropa Imprese come collettore fra le imprese stesse. Quindi rimanete con noi, parleremo come sempre a chiusura di questa puntata anche di bandi, quindi tutte le novità legate a questo 2021. Bene signori, noi siamo pronti per aprire la puntata e quindi volevo pregare il nostro regista, che ringrazio come sempre, Paolo Gatto in regia, e anche Marzia Monreale per il suo preziosissimo lavoro in redazione. E a proposito di Paolo Gatto, beh, diciamo anche, lo anticipiamo adesso, facciamo già gli auguri per domani, perché domani sarà il suo compleanno e quindi lo anticipiamo oggi, visto che è l'ultimo appuntamento della settimana. Detto questo, siamo proprio pronti. Signori, sigla del Chiedimi pure. Al venerdì la rubrica Chiedimi pure a cura del dottor Giuseppe Giorgianni. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Katiuska, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Buongiorno dottor Giorgianni, grazie come sempre, aspettiamo sempre con grande trepidazione quello che è l'appuntamento del venerdì, perché devo dire, ho ricevuto anche personali messaggi, perché ci si attende sempre anche quelle che sono le novità legate ai bandi e quindi tutto quello che riguarda l'informazione, perché Io Compro Siciliano continua a essere, dottor Giorgianni, un grande contenitore di opportunità per le imprese. Proprio per questo invito tutti gli amici a scrivere nella nostra email chiedimi pure @iocomprosiciliano.com, perché il dottor Giorgianni ogni settimana risponderà alle vostre domande. Dottor Giorgianni, una nuova settimana, ci sono sempre tante belle novità legate alla progettualità di Io Compro Siciliano, dottor Giorgianni. Sì, stiamo andando avanti, naturalmente limitati dal problema coronavirus, ma stiamo veramente attuando dei progetti importanti a livello internazionale. Quello è la cosa principale, perché partiamo sempre
dalla mia frase vogliamo portare la Sicilia nel mondo e il mondo in Sicilia. Infatti stiamo programmando una serie di iniziative all'estero, soprattutto in Cina, in Russia e Stati Uniti, e stiamo attuando le ultime migliorie al progetto sulla parte turistica, che praticamente partirà già dal prossimo anno. Naturalmente la pandemia un po' ha rallentato un po' tutte le fasi progettuali, ma realmente siamo davvero pronti per iniziare. Noi siamo pronti anche per iniziare, entriamo subito nel vivo della trasmissione, nonché della rubrica, dottor Giorgianni. Oggi il messaggio arriva da parte di una delle nostre, come dico io sempre, non utenti ma amici del popolo di Io Compro Siciliano, si chiama Alessandra e scrive questo. Sono Alessandra, un'imprenditrice nel campo della cosmesi. Ho una piccola azienda, ma i miei prodotti sono già presenti in parecchi paesi dell'Europa. Avrei due domande da porre. Innanzitutto, internazionalizzare la propria impresa in un momento delicato come questo, a suo parere, potrebbe essere un rischio o una strategia? Ed ancora, come consiglia di muoversi sui mercati esteri nel periodo post-Covid? Dottor Giorgianni. Bella domanda, bella domanda. Diciamo che internazionalizzare la propria impresa in piena crisi economica non è facile, ma al tempo stesso non è neanche impossibile. Perché? Perché nonostante tutto, comunque in questo momento è tempo di gestire il cambiamento. Il cambiamento derivante è generato da questi rischi che sono apparsi. Nonostante tutto, diciamo, bisogna reagire creando quel senso di urgenza e quella visione generale di cambiamento e anche di cambiamento all'interno della cultura aziendale, quindi vissuta come cambiamento esterno e come cambiamento interno dell'azienda. Quale migliore opportunità proprio appunto quando c'è una crisi per testare la capacità anche di leadership che può avere l'imprenditore stesso o il manager che porta avanti l'azienda. Diciamo che per far fronte a questa sfida i manager, gli imprenditori hanno solo due scelte. Il primo è quello di dare la colpa al Covid e di aspettare l'evolversi degli eventi con rischio di fallire, e l'altra invece, il secondo, che è quella sicuramente migliore, è quella di rimboccarsi le maniche e innovare e disegnare un modello nuovo di business per l'azienda, anche internazionalizzando l'azienda. Infatti occorre comprendere che sicuramente in principal modo i comportamenti dei consumatori, i cambiamenti che ci sono nei vari mercati. Infatti capire queste conseguenze relative anche alla post-pandemia significa creare un modello di business capace di penetrare quei mercati che magari in questo momento l'azienda non ha mai pensato di penetrare. In breve, diciamo che per puntare alle capacità di reazione e di adattamento ai nuovi cambiamenti è la base principale su cui puntare nell'internazionalizzazione. Chiunque, io dico, che è pronto a cambiare e quindi a trasformare la cultura aziendale può porsi in nuovi mercati in modo più semplice, in modo più veloce e in modo più vincente. Ricordiamo sicuramente che in questo momento proprio di crisi, nei momenti di crisi e quindi in tutte le crisi generali, poi c'è una risurrezione, tra virgolette, sì. Quindi c'è stata sempre e ci sarà anche adesso, e questa risurrezione sarà principalmente utile solo a chi si saprà adattare al momento e quindi trasformarsi per essere vincente. Diciamo che questo l'abbiamo visto nel dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale. L'Italia realmente ha avuto quella trasformazione industriale capace di porsi sui mercati internazionali in modo vincente. Considerate che il made in Italy in questo momento è il terzo brand più conosciuto al mondo, ed è proprio nato dopo la seconda guerra mondiale, quindi nel vero e proprio boom economico che ha vissuto l'Italia, e questo può accadere sicuramente nuovamente adesso. Questo io consiglio alla nostra amica, è proprio questo il momento di adattare la propria azienda, la propria visione aziendale, il proprio modello di business ad un'internazionalizzazione intelligente, come la chiamo io, cioè
capire il proprio modello di business interno, dove può arrivare anche la propria azienda, e sfruttare quei mercati che sono utili proprio per aggredire quel determinato mercato. Questo si deve fare sicuramente con cognizione di causa, si deve fare creando un piano di internazionalizzazione pluriennale con dei budget dedicati, quindi ecco perché molto spesso anche come accade nella digital transformation, ecco, tutti credono di saper fare tutto. No, queste cose devono essere fatte mandando e comunque affidando a delle expertise intelligenti tutto il piano di internazionalizzazione. Diciamo che per i mesi a venire si dovranno tenere in considerazione tre elementi fondamentali, secondo me, per l'internazionalizzazione. Innanzitutto le caratteristiche e contraddizioni che abbiamo noi. L'Italia è uno delle 8 principali economie mondiali, ma tra queste è quella che negli anni è cresciuta meno. Quindi, diciamo, guardando all'export, l'Italia si piazza in 8ª posizione tra i paesi esportatori, ma realmente è al secondo posto dopo la Germania se consideriamo le esportazioni pro capite. Questo significa che siamo un paese esportatore tra i più forti, anche se paghiamo il prezzo di una serie di fattori strutturali e contraddizioni interne che, ahimè, hanno portato ad un rallentamento della proposizione del Made in Italy nel mondo. Diciamo che questo deve tornare in mente, perché questo tema è importante perché l'Italia ha tutte le condizioni, tutte le peculiarità utili per essere vincente, per anche arrivare a quel primo posto e quindi scavalcare la Germania. Il Made in Italy, e quindi, come vi dicevo, è veramente un brand forte. Dopo Coca-Cola e Apple è il brand più conosciuto al mondo, e questo si deve sfruttare. Qualsiasi azienda deve cercare di sfruttare questo brand. Anche noi, Io Compro Siciliano, io lo dico spesso, noi siamo un brand internazionale, ha vocazione esperienziale, perché la Sicilia, come dico io sempre, è un'esperienza, ma stiamo proprio sotto la copertura di questo mega brand internazionale che è rappresentato dal Made in Italy. Ultima cosa è, come specificavo prima, l'approccio manageriale, che ahimè è mancato al nostro paese, manca molto spesso nelle nostre aziende in Sicilia, ed è con la crisi quindi dovuta al Covid questo potrebbe risorgere, potrebbe essere trasformato, e quindi passando da un sistema industriale molto spesso delineato come product oriented, in un cambio di rotta dove praticamente l'Italia viene messa al centro, la Sicilia viene messa al centro, l'azienda viene messa al centro e non solo il prodotto. Quindi diciamo che attenzionando questi tre fattori, secondo me si può fare un'internazionalizzazione che adesso diventerà veramente vincente, perché sia con il piano di Recovery Fund, che attraverso il quale arriveranno veramente tanti investimenti, ma sia soprattutto perché l'Italia, le aziende italiane hanno quella capacità di adattarsi. Noi siamo andati avanti sempre per questo, non per le scelte, ahimè, politiche o perché l'Italia è realmente una nazione piena di talenti sia nel campo imprenditoriale sia nel campo in quasi tutti i campi, e questo ci ha portato ad essere veramente efficaci nei cambiamenti, e nei momenti di difficoltà riusciamo sempre ad essere un gradino superiore rispetto agli altri. Dottor Giorgiani, come sempre, grazie per i suoi suggerimenti. Io prendo nota velocemente di 3 cose, che poi sono 3 punti sui quali spesso poggiamo la nostra attenzione, che sicuramente il primo è quello, come sempre, di affidarci a delle figure professionali che possano prendere in considerazione quello che è il piano di internazionalizzazione, così come diceva poc'anzi il dottor Giorgiani. Poi il secondo punto, dottor Giorgiani, le devo dire, spero di
poter immaginare una ascesa nella classifica del nostro paese per tutto quello che riguarda l'esportazione, e saremo ben felici soprattutto anche di pensare a quella che sono le figure manageriali, così come diceva in questo suo ultimo punto, perché Io Compro Siciliano parla spesso di formazione, quanto importante sia poi la qualità delle figure professionali, quindi continuiamo a dire ad alta voce che la qualità rappresenta sicuramente un grande punto di partenza per arrivare in grandi mercati. Bene, noi siamo pronti, dottor Giorgianni, ad introdurre l'ospite di oggi. Oggi, così come abbiamo detto ad apertura, abbiamo un ospite molto importante, prestigioso, è il dottor Stefano Mercuri, presidente Confeuropa Imprese Moldova, segretario nazionale AIM, Associazione Italiani nel Mondo per la Repubblica di Moldova, fondatore Camera di Commercio Italiana in Europa, ex presidente Confindustria Italiana in Moldova, nonché anche nostro referente di Io Compro Siciliano in Moldova. Siamo felici ed onorati di avere con noi il dottor Stefano Mercuri. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di cuore. Io non tengo molto ai titoli, mi avete elencato non so in quanti settori, però va bene lo stesso. Intanto vi ringrazio veramente di cuore, ringrazio Giuseppe, ringrazio Davide, che sono stati gli artefici di questa bellissima esperienza che sta dando i suoi frutti. Vi seguo spesso, anche se sono lontano circa 3000 chilometri, però mi fa piacere che giovani come voi, pieni di ottimismo e pieni di entusiasmo, specialmente in un momento come questo, riescono insomma a dare un alito di speranza, specialmente alla Sicilia in questo caso, visto che siete siciliani, e quindi sostenere tutta la filiera dell'agroalimentare e non solo della vostra amata regione, che ho avuto modo poi di visitare grazie a Giuseppe un paio di anni fa. Che devo dire in considerazione il... Sì, no, mi scusi, non sentivo più l'audio. No, le chiedo scusa, può continuare, prego. Volevo dire, io 20 anni che sono qui, quindi è 20 anni che promuovo il brand italiano in Moldova. Diciamo abbastanza con successo, perché quando arrivai io in questo paese eravamo circa una decina di imprenditori italiani. Oggi come oggi mi sembra sono state aperte più di 1200 imprese, e quindi abbiamo lavorato in questo senso. Niente meno, sono stato nominato, fra le altre cose, anche fra i 100 ambasciatori della Moldova, 100 ambasciatori economici della Moldova nel mondo, quindi un attestato che mi ha voluto riconoscere il Ministero dell'Economia della Moldova. Io 20 anni fa... Sì, si sente male? Sì, di tanto in tanto la rallentiamo l'audio. No, volevo dirle una cosa rispetto poi a quello che lei adesso appunto sta cominciando a raccontare rispetto all'inizio del percorso. Ed è proprio legato quando nasce Confeuropa Imprese, soprattutto le finalità. E un'altra cosa importante che mi piace sottolineare, che lei adesso stava accennando ed è un elemento importante, che è legato poi a quanto Confeuropa Imprese sia diventato un elemento importante per riunire tutte quelle imprese. Lei adesso ne stava raccontando, affinché si possa aiutare queste imprese stesse ad entrare meglio in quella che è una internazionalizzazione imprenditoriale, giusto, dottor Mercuri? Certo, guardi, io potrei fare una considerazione tecnica e quindi parlare dei vantaggi della Moldova, la sua posizione strategica, geografica, linguistica, le infrastrutture sviluppate specialmente nel settore elettronico, le condizioni vantaggiose di start-up, le agevolazioni fiscali, eccetera, eccetera. Io, più che un discorso tecnico che poi si può anche verificare tramite Google, o invito anche Giuseppe a sua volta a invitare magari la dottoressa Verbeniuk, no? Che è la direttrice dell'agenzia di investimenti, che sa più di noi, che poi è una carissima amica e parla benissimo anche l'italiano.
quindi che potrebbe dare più stimoli per venire a investire in Moldova. Io vorrei raccontare più esperienze di vita personali. Certo, dal punto di vista, è chiaro, dal punto di vista degli aspetti economici, non privati, per i miei 20 anni di esperienza in questi paesi dell'est. Io ho girato quasi mezza Russia, conosco benissimo la Bielorussia, qualcosina meno dell'Ucraina e poi la Moldova. Che devo dire? Parlando della Russia, gli imprenditori italiani purtroppo si soffermano sempre o a Mosca o a San Pietroburgo e da qualche anno a Sochi, visto che c'è stata l'Olimpiade invernale qualche anno fa. Ma la Russia è un paese immenso. Cioè, io ho girato dei posti dove sono rimasto proprio affascinato. Esistono delle realtà che uno, se non va, non si rende conto. E ci sono le repubbliche o gli stati indipendenti che vogliono uscire, diciamo, da una ghettizzazione che si trovano secolare per via, insomma, della politica. Non voglio entrare nel merito della politica russa, eccetera, eccetera. Imprenditori che arrivano con i soldi in mano chiedendoti delle cose anche semplici che noi qualche volta le buttiamo anche via, invece lì hanno bisogno di queste cose. Bisognerebbe avere coraggio, farsi un giro in questi paesi e ti si apre un mondo particolare. Cioè, posso solamente dire che non mi ricordo in quale, a Nova Service, che è una cosa così, stanno costruendo la nuova Las Vegas, cioè ancora più grande di Las Vegas. Quindi immaginiamo noi che opportunità di lavoro ci potrebbero essere per degli imprenditori, ma dal punto di vista della ristorazione, delle infrastrutture, della tecnologia, cioè delle cose immense che noi non sappiamo, perché noi arriviamo a Mosca, cerchiamo di vendere i nostri prodotti a Mosca, che poi è il centro, ma non affrontiamo l'interno, che l'interno, lo sapete meglio di me, è vastissimo. Ci sono delle realtà che fanno paura. C'è per esempio il Turkmenistan, che fa paura, cioè, a parte che lavorano molto più con i turchi, diciamo, rispetto agli italiani, però voglio dire, si potrebbe affrontare queste situazioni. È chiaro che ci vuole coraggio, ci vuole propensione pionistica per andare su questi posti, e ci vuole anche un po' di gioventù, che quello aiuta molto. Quindi voglio dire, poi i siciliani non hanno niente da imparare, in modo, perché sono dappertutto. Io me lo trovate a Samara, ero perduto in un periodo, non mangiavo sempre russo, erano 5-6 mesi che stavo là, un freddo la miseria. Poi ho visto da Salvatore, ristorante siciliano, sono entrato lì a gennaio e sono uscito a maggio. Questo è veramente, cioè in realtà delle cose arrivavano in quei tempi, e parlo di 20 anni fa, no, 25 anni fa, arrivavano prodotti dalla Sicilia, cioè a 1000 chilometri da Mosca, una bella città industriale, per carità, la capitale di una regione vicino a Togliatti Grande, quindi anche storiche, arrivavano già prodotti siciliani. Quindi voglio dire, bisogna... E quindi il brand Sicilia mi sembra che sia forte, dottor Mercuri. Esatto, e poi devo dirle una cosa. Rispingerlo, ricrearlo, ricreare occasioni, insomma, non avere paura di affrontare questi posti, questi mercati. Aspetti, cos'è diceva dottor Giorgianni? Il dottor Mercuri ha appena terminato di dire, così adesso creiamo anche questo collante tra il dottor Mercuri e il dottor Giorgianni. Diceva adesso bisogna tra l'altro anche reinventarsi, dico, talmente forte il brand Sicilia, anche delle nuove formule. Beh, dottor Giorgianni, ma visto anche quella che è la vostra conoscenza, la vostra amicizia, dottor Giorgianni, dottor Mercuri, ma mi conquista molto questa cosa che ha appena detto il dottor Mercuri sulle nuove forme legate al brand Sicilia, dottor Giorgianni. Sì, assolutamente sì, io stimo, lui lo sa bene, Stefano, perché realmente è una delle persone che
più capaci che abbia mai conosciuto. Io ogni tanto scherzando gli dico che è il mio mentore, ma realmente è così, perché lui riesce a vedere cose che magari gli altri non vedono. Ecco, proprio in questi giorni stiamo cercando di pianificare proprio una strategia per entrare nel mercato russo, proprio non passando dalle classiche città grandi, San Pietroburgo, Mosca, ma andando diciamo conquistare, tra virgolette, mercati che non conosce nessuno, quindi delle città enormi, delle popolazioni enormi, dove i nostri prodotti potrebbero essere veramente d'eccellenza e avere un riscontro, un successo meritato, che poi meritano sicuramente, e quindi andare a creare una strategia diversa, diversificata e adattata anche al momento particolare che stiamo vivendo. Ricordiamo che per esempio la Russia sta vivendo il fatto di avere un blocco in questo momento, e quindi per esempio avere dei rapporti ottimi con lo Stato della Repubblica di Moldova è perfetta, perché la Repubblica di Moldova si trova ai limiti dell'Europa, è come se fosse in Europa, perché ha firmato diversi trattati con l'Europa e quindi realmente i prodotti arrivano lì come se fossero europea, quindi come se fosse una nazione europea, ma nello stesso tempo loro hanno ottimi rapporti con la Russia e quindi automaticamente, o con tutti quei paesi limitrofi, perché non solo con la Russia, ma ci sono dei paesi, come diceva, che sono autonomi dalla Russia, che sono veramente interessanti. Io metto gli occhiali perché mi piacerebbe come sempre leggere qualche messaggio dei nostri amici che stanno scrivendo nella nostra diretta. Allora, abbiamo Gogol, abbiamo il grande Mauro Todaro, ambasciatore del sorriso nel mondo. Ciao Mauro, grazie per essere con noi. Abbiamo dalla Francia il nostro amico Salvo Bucchieri, buon inizio fine settimana a tutti, un abbraccio a Katiuska e ospiti. Ciao Salvo, grazie per essere con noi. Ancora lo chef Salvatore Musso, buongiorno da New York. Ciao, ciao Salvatore. Amalia Lopinto, buongiornissimo, buon fine settimana a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Ciao Amalia. Abbiamo Maurizio Tuminia, buongiorno, del gruppo Artisti Nostri Amici, un saluto a tutti voi, grande Io Compro Siciliano. Ciao Maurizio, grazie. Ancora John Blandi da New York scrive: buongiorno Katiuska Giuseppe, un sereno weekend, grazie anche a te John. Ebbene, siamo veramente agli ultimi minuti, siamo negli ultimi minuti. Dottor Giorgianni, volevo chiedere, noi come sempre al venerdì parliamo di internazionalizzazione, parliamo anche di opportunità per le aziende, nel vivo parliamo di bandi. Vogliamo parlare un po' della nuova ventata 2021? Novità? Sì, diciamo che praticamente ho seguito proprio da vicino, proprio lo scorso 15 dicembre c'è stata la nona cabina di regia per l'Italia internazionale, a cui hanno preso parte diversi ministri, i principali attori istituzionali che sono SACE, la Siemens, l'ICE, Confindustria e Union Camere. Un incontro importante dove hanno diciamo definito, delineato tutti gli aspetti e quindi una sorta di cabina proprio di regia delle agevolazioni che entreranno in vigore dal 2021. Come dicevo prima, veramente nei prossimi anni ci saranno tanti di quei fondi da poter cambiare il mondo, tra virgolette, nel senso che comunque l'Italia ha un'opportunità che non può sbagliare, siamo nelle condizioni di dire realmente se questi fondi saranno spesi bene e saranno apportate determinate diciamo tra virgolette trasformazioni strutturali dell'Italia, veramente ci sono delle opportunità molto intense. Da questo incontro, da questa cabina di regia sono emerse diverse diciamo in linee generali diverse le attività che andranno a strutturarsi proprio da gennaio 2021. Ci saranno tanti interventi per promuovere l'e-commerce, per promuovere il digitale, quindi la nostra digital transformation, per promuovere il Made in Italy nel mondo attraverso contributi e finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione e per la formazione. Io ritorno sempre a quello, la formazione è alla base di tutto.
Io penso che formazione e cultura sono alla base di ogni Stato e finalmente io spero che, almeno da quello che ho letto, dai vari comunicati e che ho visto, finalmente si tende ad investire in formazione, cultura e promozione del nostro Made in Italy. Veramente già per esempio il prossimo gennaio sarà pubblicato un bando per la corrispondenza di un bonus particolare per l'export digitale, che coprirà un po' tutte le spese di intermediazione digitale. Quindi faccio un esempio proprio pratico: se nel caso in cui Amazon, faccio un esempio, viene a chiedere una percentuale, quindi supponiamo che sia il 20% sui prodotti, automaticamente attraverso questo bando si possono dimezzare o addirittura azzerare in alcuni casi queste commissioni. Ma si parla di investimenti per quanto riguarda l'e-commerce, si parla di investimenti per quanto riguarda l'agroalimentare e il contrasto all'Italian sounding, cioè infatti questo, il food, realmente è stato veramente un focus particolare di questa diciamo grande riunione degli attori italiani, e anche qui ci saranno molti bandi che usciranno proprio da gennaio, dove le aziende potranno aderire e prendere quote a fondo perduto e quote in conto capitali. Hanno rifinanziato, quindi faranno il rifinanziamento della SACE Simes, cioè di tutti quei finanziamenti volti all'internazionalizzazione. Si avvieranno nuovi bandi per attrarre anche investimenti esteri in Italia, e soprattutto proprio hanno parlato di un posizionamento del portale Extender, cioè un portale, praticamente un portale dove diciamo che ci sono delle expertise che aiuteranno le aziende italiane anche sugli appalti internazionali, o anche sulla partecipazione, sulla formazione, per andare preparati nelle fiere più importanti che ci saranno nel mondo. Insomma, un piano realmente sulla carta ben strutturato. Io spero che verrà portato avanti e che da gennaio si potranno vedere veramente tanti e tanti bandi capaci di portare veramente il Made in Italy e naturalmente il Made in Sicily nel mondo. Grazie dottor Giorgianni. Io vorrei rivolgermi un attimo al nostro specialissimo ospite, dottor Mercuri. Allora, lei ha detto durante la presentazione iniziale che essere presentato naturalmente con i titoli, insomma, è forse troppo. Noi invece l'abbiamo voluto fare perché lei è veramente una grande figura professionale, e quindi ci tenevamo al fatto che lei fosse ospite e protagonista della nostra puntata. Ma adesso io volevo chiederle una cosa. Lei ha detto che quando è arrivato lì, circa 20 anni fa, mi diceva, giusto? Paolo, mi metti vicino anche il dottor Mercuri perché voglio guardarlo un attimo. Ok. Lei ha detto che ha trovato questo ristorante, poi è entrato lì, diceva a settembre, ed è uscito a maggio, mi diceva? Sì, sono entrato a gennaio e sono uscito a maggio. Tra parentesi, l'ho anche gestito poi alla fine, perché ero sempre lì, per cui mi sono messo a gestirlo, se no era inutile che facevo solo il cliente. Ma io adesso, dottor Mercuri, visto che tra l'altro insomma c'è anche un'amicizia che la lega al dottor Giorgianni, quindi sei amico del dottor Giorgianni e amico di tutto il popolo di Io Compro Siciliano, e quindi Stefano, mi dica una cosa, ma qual era il piatto che più preferiva? Erano proprio la pasta siciliana con le melanzane. Alla norma. Hai capito? La norma, esatto, la norma. Dottor Giorgianni, ma noi così dobbiamo conquistare il mondo, assolutamente, con le eccellenze della nostra terra. Prima di salutarvi mi volevo legare un attimo, vi rubo 20 secondi, al discorso che faceva Giuseppe sul finanziamenti e la formazione da parte della Comunità Europea, perché io qui ho avuto sempre un'idea,
quella di costruire un parco agroalimentare che ora si può fare anche sostenibile, no? Cioè alta efficienza energetica. Credo che potrebbe essere un'idea apprezzabile in considerazione della posizione strategica della Moldova, perché se uno guarda la cartina dell'Europa continentale, proprio la Moldova si trova al centro, proprio al centro. Quindi un bel parco agroalimentare che potrebbe anche essere sfruttato sia dalla grande distribuzione, quindi dalla grande impresa, ma anche dalle piccole imprese, specialmente quelle siciliane con i prodotti, gli agrumi, no, le verdure, eccetera, eccetera. E quindi servire i mercati all'estero potrebbe essere, secondo me, un'idea funzionale. È 10 anni che cerco di portare avanti questo progetto, non ci sono riuscito sia dal punto di vista economico sia di quello politico, ma possibile, come diceva Giuseppe, come sentivo poco fa, che i tempi siano cambiati o stanno cambiando. Quindi potrebbe essere un'idea da pensarci, via. Dottor Giorgianni, io penso che quello che ha appena detto il dottor Mercuri, i tempi sono maturi, quindi prepariamoci, perché come dice lei, Io Compro Siciliano vuole portare il mondo in Sicilia e la Sicilia nel mondo. E quindi, bene signori, noi siamo arrivati a chiusura di questa puntata del venerdì. Volevo ringraziare tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Vi ricordo questo pomeriggio alle 18 il nostro appuntamento pomeriggio special con presentatrice special. Abbiamo la nostra Norma che presenterà il venerdì. Questo pomeriggio tra l'altro si parlerà di viaggi, quindi collegatevi. Poi domani l'appuntamento delle 12 con Alessia Smile and Food, Io Compro Siciliano Chef, la nostra ambasciatrice siciliana nel mondo. Bene, a questo punto siamo proprio arrivati a chiusura. Dottor Mercuri, dottor Giorgianni, potreste per favore avvicinarvi un po' più alla camera? Venite avanti. Ok. Allora io auguro buon weekend a tutti gli amici del popolo di Io Compro Siciliano, grazie Paolo Gatto, grazie Marzia Monreale, grazie a tutti voi, grazie a chi ha scritto nelle nostre dirette. Stefano, lei adesso deve dire una cosa insieme a me al dottor Giorgianni. Gentilmente potrebbe ripetere io compro siciliano. Siciliano. Non riesco a dirlo come lei, dico siciliano, insomma. Ci piace! Grazie per essere stato con noi. Complimenti a voi, vi ringrazio di questa opportunità, grazie di tutto, veramente. Grazie, è stato un grande onore. Grazie a dottor Mercuri, grazie a dottor Giorgianni. Grazie, signori, sigla!